E buongiorno a tutti su Studio 90 Italia. Oggi parliamo di musica, di testi, di uno degli autori più stimati del panorama italiano, perché il successo di una canzone lo fa oltre chiaramente chi lo interpreta, ma chi lo scrive o lo compone. Ho il grande piacere di parlare con Alberto Salerno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Paola e buongiorno a tutti i suoi ascoltatori di Radio 90, mi sembra, no? Studio 90 Italia. Studio 90 Italia, scusa, faccio un po' di confusione. L'età avanza. No, assolutamente. Poi se io dico ai nostri amici in ascolto Io vagabondo, Bella da morire, Terra promessa, Donne di zucchero e ancora lei verrà, Dopo la tempesta di Marcella Belli, insomma, sono canzoni bellissime. Io volevo complimentarmi già in partenza con Alberto Salerno e sono veramente onorata di poter scambiare due chiacchiere con te, di parlare anche della canzone italiana raccontata in un libro che ha il titolo proprio Fare canzoni, una grande idea ed un modo per far conoscere anche ai più giovani la storia di grandi canzoni, no? Beh, è un modo anche per raccontare la propria vita, perché io, diciamo che più che altro questo, io non sono uno scrittore, dico sempre che sono un raccontatore, perché in effetti lo scrittore è un romanziere, questo non è un romanzo, questo sì, in parte forse lo è, perché ma non c'è niente di romanzato, è un racconto senza filtri di tutta la mia storia, sia familiare, sia emotiva, sia di amicizie, sia nelle canzoni del mio percorso musicale nella musica leggera italiana, per cui comincia da quando ero proprio bambino per finire i giorni di oggi, e per cui c'è una bella storia, bella densa, bella grossa, insomma, come discorso, diciamo. Ecco, da sempre in mezzo alla musica un grande maestro anche tuo padre Nicola Salerno, autore di altri capolavori, Torero, Guaglione, eccetera. Non ho l'età, tra l'altro, che credo dia anche il nome alla vostra etichetta discografica con Mara Maiò, anche tua moglie, le tue figlie, insomma. Sì. Cosa ti ha tramandato tuo padre? Un bravo autore, che caratteristiche deve avere e cosa ti ha suggerito? Ma sai, io devo dirti, mio fratello studiava al conservatorio, pianoforte e contrabbasso. Mio padre faceva i testi di grandi successi e avevamo in casa in continuazione grandi artisti che lo venivano a trovare perché magari avevano bisogno di lui per lavorare, e altri grandi autori musicisti. Io mi sono trovato a respirare musica da quando avevo cominciato cioè tipo 7-8 anni. Io ho assistito a 8 anni alla realizzazione di Torero in sala d'incisione con Carosone e Gigi Di Giacomo. Capisci che queste sono cose che ti rimangono, è stato inevitabile. Lui più che insegnarmi mi ha dato l'input a decidere di fare il suo stesso mestiere, perché a me scrivere mi è piaciuto sempre, per cui io a 15 anni già mettevo giù dei testi, mi allenavo, lui mi guardava i testi. L'unica vera contraria era mia madre, che sognava per me che mi impiegassi in banca come impiegato, perché diceva che era un lavoro sicuro, però non le ho mai dato retto, della verità. E meno male, perché sono nati poi dei capolavori, per fortuna è andata così. Senti, tanti aneddoti all'interno di quest'opera letteraria, tanti ricordi, ma se volessimo in questo momento raccontarne uno, qual è il primo che ti viene in mente? Ce ne sono così tanti. Io te l'ho detto, c'è quello per esempio, possiamo partire proprio dall'inizio, quando a un certo punto una mattina mio padre mi dice: vieni che ti porto con me. Anzi, veramente era il pomeriggio, perché avrei dovuto andare a scuola perché avevo 7-8 anni, e mi porta in questo studio di registrazione, che era la prima volta che entravo in questo in uno studio di registrazione, e naturalmente dell'epoca, per cui parliamo del 1957-58, dove vedevo queste persone vestite col camice bianco, perché allora i tecnici del suono usavano il camice bianco. E poi ho conosciuto Carosone e Gigi Di Giacomo, il quintetto famoso che poi si vede dappertutto quando vai su YouTube a cercare i loro video, e mi ricordo che mio padre diede il testo di Torero a Carosone, che era seduto al pianoforte. Carosone ha detto: ma che bello sto destro napoletano, eccetera eccetera, e lo hanno cominciato a suonare. Mi hanno messo nella regia, solo che siccome toccavo tutte le manopole, a un certo punto un tecnico mi ha detto: senti, per favore stai bravo, perché se no roviniamo tutto qui, capisci, devi stare bravo. E mi ha dato una caramella e ho assistito alla realizzazione di Torero. Ecco, tutto questo per esempio, adesso nel libro è raccontato un pochino meglio come storia, però adesso sono tirata un po' via, ecco, diciamo. Ma in cosa è diverso oggi il modo di scrivere una canzone? Cosa è cambiato secondo te?
Che domanda difficile. Io sono sempre stato abituato a essere chiamato per scrivere un testo. Quando per esempio mi è capitato di fare tutto l'album di Anna Ox, che io conoscevo solamente superficialmente avendola vista a Sanremo qualche volta, ciao ciao, ho chiesto alla Sony di allora di farmela conoscere, di parlare con lei, perché se dovevo scrivere i testi del suo disco io dovevo sapere chi era Anna Ox veramente, per cui c'era una profondità di rapporto che non si limitava solamente al fatto di scrivere un testo, mandarglielo via email e poi no, si lavorava proprio, ci si guardava negli occhi. Io alla fine, vivendo anche il suo momento di allora, che si stava tra l'altro lasciando con Gianni Belleno per imbarcarsi in un'altra storia, ho recepito questo, e questo è il diverso. Cioè, adesso tu per chi scrivi? Io per esempio non ho molti punti di riferimento miei come autore, perché credo che mi manchino gli artisti adatti, capito? È cambiato un po' tutto nella musica, cioè avevamo anche delle squadre molto forti con degli arrangiatori molto importanti, cioè il successo non lo fai mai da solo, lo fai perché hai un artista forte, hai un arrangiatore bravo, hai dei bravi compositori, cioè, la squadra giusta. La squadra conta molto. Oggi di squadre ne vedo pochissime. Questo libro per Alberto Salerno cosa significa? Ma per me significa la mia memoria, e credo che questo libro possa rappresentare la memoria anche di tanta gente che ha vissuto quegli anni e che ha la mia stessa età, ma può essere anche un invito ai giovani. E io questo l'ho scritto dentro nel libro, ho scritto che io spero che la mia storia, che è stata molto fortunata, possa essere trovata anche da ragazzi che leggono questo racconto e possano trovare anche loro una storia altrettanto fortunata. Per cui diciamo che la memoria di questo percorso, ma anche fatto in un modo un po' sentimentale, perché alla fine sono abbastanza sentimentale, ho diverse sfaccettature, però qui viene fuori molto anche la mia parte nostalgica. Forse è stato anche un bisogno di tornare indietro negli anni, non lo so, guarda, è difficile, ci vorrebbe uno psicologo, non mandarmi dall'analista per spiegarmi. Senti, io so già che è online, è disponibile Fare Canzoni, dal 3 dicembre sarà anche in tutti i negozi, quindi dico ai nostri amici in ascolto che avranno la possibilità sicuramente di leggere questo libro bellissimo. Ma se ti chiedessi adesso un pensiero di un testo, di una canzone che hai scritto per chiudere la nostra conversazione, quale sceglieresti? Guarda, io sceglierei La rosa dell'inverno di Mango, perché secondo me La rosa dell'inverno di Mango, sia come testo che come musica, come interpretazione, come realizzazione, è una canzone che meriterebbe molte più esposizioni. Io la trovo una canzone di una bellezza unica, ma non te lo dico perché l'ho scritta io, perché io amo tantissime canzoni che non sono mie, che sono di altri autori, e le riconosco e dico spesso, cavoli, come mi sarebbe piaciuto scrivere io quel testo, no? Sì. E nella Rosa dell'inverno trovo che ci sia una potenza emotiva, di comunicazione tra la voce di Pino, che io mi ricordo Pino la cantò, andò di là e la cantò una volta e era già la voce buona, no? Perché Pino non era uno che era talmente perfetto a livello di intonazione e di interpretazione che gli bastava una pista e lui registravamo. Ecco, devo dire, sulla Rosa dell'inverno ho un po' di dispiacere che non sia stata mai valutata come una grande canzone di Mango, forse perché è sempre rimasto in un album. Questo può succedere alle canzoni che rimangono nascoste, anche se i suoi estimatori la conoscono benissimo e la amano tantissimo, e questo devo dirlo, perché gli estimatori di Mango La rosa dell'inverno la portano proprio sul palmo della mano, però a livello popolare non è popolare come tanti altri successi di Pino, diciamo questo. E allora noi facciamo così, io ti ringrazio tantissimo Alberto Salerno per questa chiacchierata e per questo regalo che stai facendo sicuramente a tantissima gente grazie a un'opera letteraria, a questo libro. C'è anche una bellissima prefazione di Cecchetto, quindi invito sicuramente anche i nostri amici ad andare a leggere, e ricordando Mango e ricordando anche questa canzone bellissima, io ti saluto e ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie tantissimo, è stato un piacere, grazie. A presto. Ciao. Alberto Salerno con Fare Canzoni, grazie mille per essere stato con noi. Grazie. Su Studio 90 Italia adesso ascoltiamo questa canzone meravigliosa di Mango.